Un accordo che sancisce la rinascita di Porto Marghera in chiave ambientalmente sostenibile, finalmente nero su bianco. A firmare a Roma l'intesa da 200 milioni di euro il ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi e il governatore del Veneto Luca Zaia. L'accordo permetterà all'area di virare verso uno sviluppo green. 2 nuovi impianti produrranno detergenti e lubrificanti partendo da oli vegetali. La riconversione dello stabilimento Eni di Porto Marghera consentirà anche di mantenere i livelli occupazionali con un ampliamento di 50 unità. È un grande accordo anche perché si parla del posto di lavoro di 430 lavoratori e ovviamente un accordo che dà l'avvio alla nuova chimica, una chimica di qualità, una chimica che guarda al futuro. Un progetto, ha dichiarato il commissario Vittorio Zappalorto, che riveste per l'amministrazione un grande interesse, rappresentando un esempio concreto di riconversione industriale innovativa e ambientalmente sostenibile. L'accordo firmato oggi, ha aggiunto il governatore Zaia, oltre a salvaguardare l'occupazione, offre nuove opportunità di sviluppo al territorio. Si tratta della riconversione di impianti, della possibilità di mantenere i 430 posti di lavoro e di pensare a questo nuovo polo di green e di pensare a quella chimica di alta specializzazione che ha ancora mercato nel mondo. L'investimento permetterà la fermata definitiva dell'impianto cracking e l'ampliamento del polo green di Porto Marghera con la realizzazione di 3 nuove realtà produttive.